problema c'è che magari stanotte c'è un abbassamento della temperatura, possiamo arrivare anche a -4, -5 gradi in qualche zona e quindi c'è il problema delle strade ghiacciate. Protezione Civile Provinciale allertata per l'arrivo di gelo e ghiaccio, per i quali si raccomanda la massima prudenza alla guida, specie nelle prossime ore serali e notturne. Le strade comunque per quanto riguarda quelle provinciali sono già state trattate coi SAL e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ho visto che tanti comuni hanno trattate anche loro le strade e quindi speriamo che la viabilità tenga per i cittadini e non crea alcun disagio. Piano neve del resto già avviato nelle scorse ore con una settantina di mezzi, per quanti in pianura come lungo la pedemontana si sono risvegliati nella più classica atmosfera delle feste, con l'arrivo dei primi fiocchi ad imbiancare la Marca. C'è un po' di neve stamattina, in particolar modo sulla parte orientale delle province di Treviso, sulla bassa trevigiana, in particolar modo sul Potresino Motense, è venuta un po' a macchia e leopardo, le strade comunque erano pulite, poi era una neve che la gente si aspettava perché tanti sono stati rimasti contenti, visto anche il problema dell'inquinamento, quindi vuol dire anche tirare via un po', pulire le strade, minore inquinamento, il problema è proprio dei PM10, ma anche per l'agricoltura stessa, perché un po' di neve fa bene sia per i vitigni, fa bene sia anche per il radicchio di Treviso e per tanta altra ortofrutta.